Lunedì 25 marzo nel comune di Adria ha preso via il terzo lotto sub B della ciclovia Venezia-Torino, un altro passo avanti nell'ambito del progetto della Regione per la realizzazione del tratto veneto di questa importante arteria cicloturistica. La vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, presente in occasione della cerimonia di avvio dei lavori, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, definendola un'opera importante per valorizzare il cicloturismo all'interno del Parco del Delta del Po in un territorio dal valore naturalistico unico. Con un investimento totale di 7,8 milioni di euro, i lavori riguarderanno il completamento del tratto tra Adria e Portoviro, con l'implementazione di opere accessorie per il collegamento del reticolo ciclabile. Il percorso di 6,7 km nel comune di Adria collegherà Ponte Ebro all'idrovia di via Cavanella Po. Inoltre saranno realizzate 3 passerelle ciclopedonali per collegare i percorsi arginali, di cui due per l'attraversamento del collettore Padano-Polesano e uno sul Tartaro Canal Bianco Po di Levante. I lavori avviati sono previsti essere completati entro il 2025. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.